Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro, l'agente Domenico Russo a 43 anni dalla strage in via Isidoro Carini, la commemorazione alla presenza del ministro Piantedosi, la mafia ha detto uccide meno ma non è meno pervasiva. Catania ha riunito il Comitato per Ordine e Sicurezza. Il prefetto Signoriello dice la città è sicura, per il sindaco Trantino nessun ritorno al passato. 7 migranti dispersi nella nuova tragedia del mare al largo di Lampedusa, sbarcate 23 persone con ustioni sul corpo, particolari drammatici emergono dai racconti di viaggio. Passa dalla Sicilia la missione umanitaria per Gaza. Tra i partecipanti Greta Thunberg. Le imbarcazioni partiranno domani dai porti di Catania e Siracusa. Cresce l'emergenza crack e cocaina gela, ma i servizi per affrontare le dipendenze sono al collasso. L'assessore ai servizi sociali invoca rinforzi immediati. La singolare classifica dei nomi più usati a Catania, a dispetto di mode e inglesismi, trionfano i Giuseppe. Sul podio vince la tradizione. Calcio, il Catania al lavoro per la sfida al Monopoli. Al Massimino sabato sera previsti 20.000 spettatori. Trasferte insidiose per Trapani e Siracusa contro Sorrento e Cerignola. Bentrovati. Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa 43 anni dopo, in via Isidoro Carini, dove fu ucciso assieme alla moglie e all'agente Domenico Russo. La commemorazione che si è svolta alla presenza del ministro dell'Interno, Marco Gullà. Era una mafia sanguinaria, una mafia che uccideva. 43 anni fa, in via Isidoro Carini a Palermo, l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Dalla Chiesa, il prefetto dei 100 giorni, l'inviato nel capoluogo siciliano per combattere la mafia, dopo gli importanti risultati nella lotta al terrorismo. Una battaglia però solitaria e con le armi spuntate. Ucciso dopo che aveva chiesto poteri speciali per la lotta a Cosa Nostra. Oggi la commemorazione sul luogo dell'eccidio alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presente anche l'ex senatore nonché procuratore Pietro Grasso. Dalla Chiesa è stato un simbolo importante per dimostrare il senso del dovere, dell'impegno, del sacrificio in un momento storico del nostro paese, della nostra città. È l'emblema dello spirito di servizio vero, autentico, quello che ti porta a non risparmiare nessuna energia per concorrere alla costruzione, alla realizzazione del bene comune. A 43 anni di distanza, la memoria di quel vile agguato è per l'intero paese un costante monito alla responsabilità e al comune impegno nella lotta alla mafia, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo sforzo di tutti contro la mafia è essenziale per un duraturo progresso umano, sociale ed economico. E l'avete visto, il ministro Piantedosi ha presenziato alla commemorazione a Palermo, ha parlato della mafia che uccide meno ma è sempre pervasiva e della situazione della violenza nella città di Palermo. Sentiamo Manlio Viola. La mafia uccide di meno, ma non per questo è meno pervasiva della società siciliana e italiana, ma Palermo adesso deve affrontare anche altri problemi di natura diversa che portano ad un allarme sicurezza avvertito dai cittadini. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in città per la commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha parlato con il prefetto della città che gli ha fatto il quadro della lotta alla violenza di strada. Ci sono cose che si stanno facendo, ma altre ancora che dovranno essere fatte. Palermo ha vissuto, come sapete, delle situazioni adesso di taglio diverso ma non meno preoccupanti che abbiamo cominciato ad affrontare, devo dire, con le autorità locali già nei giorni scorsi, nelle settimane scorse.
Il ministro non intende sottrarsi agli impegni presi con il sindaco Roberto Lagalla e ribaditi a luglio quando venne in occasione dell'anniversario borsellino. Ho preso l'impegno, adesso noi avremo da qui alla fine dell'anno la distribuzione di ulteriori risorse anche umane. Fare dei numeri adesso è molto, ma diverse decine di uomini in aggiunta al turnover, quindi io prendo l'impegno che la città avrà il trattamento che merita. L'arrivo di forze aggiuntive potrebbe avvenire intorno alla fine dell'anno o all'inizio del 2026, ma sui tempi il ministro ha preferito non pronunciarsi, anche perché il problema sicurezza non è solo palermitano. Controllo e contrasto alla delinquenza di strada sono richieste comuni di tutte le grandi città italiane. E dunque parliamo di un'altra città, sempre sul tema della sicurezza, ci spostiamo a Catania. Oggi è stato convocato in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e abbiamo sentito il prefetto Signoriello, ma anche il sindaco di Catania, Trantino. Sentiamo Emanuela Corsi. Catania è una città sicura? Catania è una città sicura, Catania è una città sicuramente attentamente sotto controllo da parte delle forze di polizia. Non ha dubbi il prefetto di Catania Pietro Signoriello al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato oggi in prefettura dopo i numerosi episodi di violenza avvenuti in città, le ripetute sparatorie e l'accoltellamento di un posteggiatore abusivo morto in Corso Sicilia. Per il prefetto le operazioni straordinarie di controllo del territorio stanno portando buoni risultati e proseguiranno anche in futuro, nonostante le proteste delle forze dell'ordine per il numero esiguo di uomini e mezzi. Quello che in questo momento abbiamo a disposizione a Catania in termini di risorse per tutte quante le forze di polizia ci ha reso capaci di avere una riduzione dei fatti criminosi particolarmente importante, anzi diciamo di gran lunga superiore anche alla media nazionale. Non c'è nessun ritorno al passato per il sindaco Trantino, ai fenomeni criminali degli anni '80, quando era forte il controllo del territorio da parte della criminalità organizzata. Siamo distanti anni luce dal passato. Io ribadisco ancora una volta quel che ha detto il governatore della Banca d'Italia, Panetta, in occasione della sua trasferta catanese dell'anno scorso, che una volta l'imprenditoria aveva difficoltà a stabilirsi a Catania perché temevano i gangli della criminalità organizzata. Adesso non succede più, quindi i fenomeni di criminalità ci sono, ci saranno sempre, ma nello stesso tempo si tratta di contenerli e relegarli a una dimensione marginale che non dia fastidio alla collettività. Già nel pomeriggio potrebbe essere fissata una data per il vertice della Commissione Nazionale Antimafia che si riunirà proprio a Catania. Lascia dopo 3 anni il comando del reparto operativo di Catania il colonnello dei Carabinieri Claudio Papagno. Tempo dunque di bilanci, ma anche di ricordi personali. Sentiamo Giusy Lazzara. Si chiude un ciclo, dopo 3 anni lascia il comando del reparto operativo di Catania dei Carabinieri il colonnello Claudio Papagno, in partenza per il comando di Verona, ed è tempo di bilanci. Contrasto anche all'illegalità diffusa, proprio per incrementare la sicurezza e la percezione della sicurezza nei cittadini, che non devono mai scoraggiarsi ma continuare a credere e ad avere fiducia nelle istituzioni. Le sparatorie notturne e l'omicidio di Corso Sicilia, segnali che fanno salire la tensione in città. Ciclicamente sono avvenute in passato questo tipo di attività dovute molto spesso a contrasti per gestioni di piazze di spaccio. Come ho detto, l'attenzione è alta, noi stiamo indagando e anche grazie al coordinamento dell'autorità giudiziaria e sono sicuro che ci saranno risultati importanti a breve. E non mancano i ricordi personali, appena arrivato a Catania. Quasi appena arrivato ci fu il duplice femminicidio a Riposto. Un altro caso che comunque mi ha toccato particolarmente è stata la violenza sessuale a Villa Bellini. Quindi sicuramente questi fenomeni, questi accadimenti li porterò dentro e mi hanno segnato. Mi mancherà anche le splendide bellezze della città catanese. Io normalmente vado a correre sul lungomare, che è una vista bellissima che ti riempie il cuore, quindi sicuramente tutto questo mi mancherà. Il nuovo comandante che subentrerà al colonnello Papagno sarà il colonnello Davide Occhiogrosso, che si insedierà a breve.
E ieri a San Berillo, nel cuore del centro storico di Catania, c'è stato un nuovo controllo straordinario da parte della polizia. L'azione degli agenti si è concentrata tra Piazza Grenoble, Corso Sicilia e nelle vie limitrofe. Durante i controlli i poliziotti hanno trovato 5 scooter risultati rubati, gli agenti si sono imbattuti in situazioni di degrado per le quali è stata chiesta la collaborazione del servizio di nettezza urbana comunale per fronteggiare l'abbandono di rifiuti e per rimuovere divani, sedie, materassi e altri rifiuti ingombranti lasciati in strada. Identificati 84 stranieri, alcuni dei quali sono stati accompagnati negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti. Ci sono 7 dispersi al largo di Lampedusa, erano a bordo di un gommone con altri 41 migranti che sono stati salvati e trasportati sull'isola. Altre 23 persone, tra cui una donna incinta, 2 uomini con ustioni da idrocarburi, sono sbarcati dopo aver viaggiato su un gommone di 6 metri. Sentiamo Orazio Longo. Avevano pagato 800 euro per trovare l'Europa e invece hanno trovato la morte nel canale di Sicilia. E questa è l'ennesima storia tragica nel Mediterraneo, quegli sbarchi, quei naufragi che rischiano di non fare più notizia ma che invece continuano ad accadere. In 7 sarebbero annegati cadendo dal barcone per le acque agitate senza che i compagni di viaggio abbiano potuto fare niente per aiutarli a risalire a bordo. Lo hanno raccontato i 41 migranti salvati al largo di Lampedusa dalla nave da rifornimento Maridive, con i migranti rimasti bloccati in mare per 6 giorni. Ora sono stati trasportati sull'isola dalla ONG Aurora Sar. Si tratta di eritrei, etiopi, malesi e sudanesi. Secondo le testimonianze raccolte, 2 sono finiti in mare la prima notte e 5 in quella successiva. Ma dal loro racconto emergono anche altri particolari di storie drammatiche, come la cifra sborsata a scafisti senza scrupoli, le violenze subite durante il lungo tragitto, i sacrifici fatti per raccogliere il denaro per la partenza. La traversata era iniziata il 27 agosto da Zuara in Libia. A salpare anche un migrante diabetico ora trasportato al poliambulatorio. Una donna e 2 uomini con ustioni da idrocarburi, ma anche una donna incinta e un uomo in stato confusionale sono stati portati in contrada grecale dopo lo sbarco di 23 persone al molo commerciale. Viaggiavano su un gommone di 6 metri. In questo caso il costo del viaggio sarebbe stato addirittura di 950 euro. Incontrata in Briacola, l'hotspot è pieno. Fra i presenti nella struttura di accoglienza anche 182 minorenni non accompagnati. Disposto il trasferimento di 270 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Una spaccata da 40.000 euro nel cuore del centro storico di Gela. 2 ragazzi di 17 anni travestiti da imbianchini hanno colpito una gioielleria in pieno pomeriggio sotto gli occhi dei passanti, ma sono stati arrestati subito dopo. Gerry Italia. È il 19 agosto scorso, pieno centro storico di Gela, via Damaggio Fischetti. 2 giovanissimi arrivano con il volto coperto, tute da lavoro, mazze e un martello. Colpiscono con forza la vetrina blindata di una gioielleria, sfondano, afferrano quanti più preziosi possibile e scappano a piedi. Valore stimato della rapina circa 40.000 euro. Subito dopo il colpo si cambiano in un parcheggio della zona, ma le telecamere di sorveglianza riprendono tutto. I poliziotti li individuano già nelle ore successive. Avevano comprato proprio quel giorno sia le mazze che i guanti. Durante la fuga uno di loro si ferisce una mano, un dettaglio che li tradisce. Già nelle prime 24 ore avevamo individuato i 2 soggetti. Ovviamente le dinamiche giudiziarie prevedono un arresto in flagranza oppure un'indagine successiva. In questo caso, visto che era trascorsa la flagranza, abbiamo deciso con la procura di procedere a completare l'informativa e ottenere una misura di custodia cautelare come quella che è arrivata poi ieri. Gli agenti recuperano tute, abiti e arnesi usati per la spaccata. La refurtiva però non è stata ancora trovata. Dalle immagini si vede anche che alcuni gioielli sono caduti a terra e sono stati raccolti dai passanti, senza mai però essere restituiti. Per la procura minorile il caso è un'altra prova di quanto la criminalità giovanile resti un fenomeno radicato a Gela, alimentato spesso da famiglie fragili e contesti di degrado, come spiega il procuratore per i minorenni Rocco Cosentino, citando Arancia Meccanica per descrivere l'incidenza violenta del crimine nell'Interland. Sembra la scena tratta da Arancia Meccanico, comunque da un romanzo noir a tratti splatter. Purtroppo questa è la città di Gela nel 2025 e questo ovviamente, oltre alla spaccata tra virgolette in senso tecnico, ci fa riflettere di come ormai siano abituati
o meglio si sia formato in loro un senso di impunità, che ovviamente pensavano male, perché nell'arco di pochi giorni sono subito stati assicurati alla giustizia. I due sono finiti in manetta in tempo record, ma resta l'amaro. Nessuno, dicono gli inquirenti, ha segnalato la presenza di due ragazzi travisati armati di mazze in pieno pomeriggio. La spaccata del 19 agosto lancia così un doppio segnale: da un lato la capacità della polizia di intervenire rapidamente, ma dall'altro il silenzio e l'indifferenza che hanno lasciato campo libero a due minorenni pericolosi e disperati. E passa anche dalla Sicilia la missione umanitaria per Gaza. Tra i partecipanti, lo ricordiamo, Greta Thunberg. Le imbarcazioni partiranno domani dai porti di Catania e Siracusa. Il servizio. Naviga la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che vuole provare a rompere il blocco navale imposto da Israele e portare aiuti concreti alla popolazione palestinese stremata nella striscia di Gaza. È stata definita la più grande missione di solidarietà della storia. Alla traversata aderiscono delegazioni da 44 paesi di tutto il mondo, tra cui l'Italia. Le prime navi sono salpate da Genova e Barcellona e dopo uno stop dovuto al maltempo hanno preso il largo. La Sicilia fa la sua parte. In queste ore le imbarcazioni sono attese al porto di Catania. Una ventina sono già arrivate a Siracusa e poi partiranno verso Gaza, dove arriveranno alla metà di settembre. A Catania è organizzato un corteo di solidarietà. C'è davvero una Sicilia che vuole essere protagonista in questa battaglia a sostegno della popolazione di Gaza di fronte all'indifferenza da parte delle nostre istituzioni regionali. Invece c'è un popolo siciliano che davvero dimostra di essere terra di pace, terra di accoglienza. Tantissimi volontari, anche la segretaria nazionale della Federazione Nazionale Stampa Italiana Alessandra Costante e l'Associazione di Cooperazione per i Paesi Emergenti. In questi giorni ci stiamo mobilitando come tutte queste realtà a supportare gli equipaggi in partenza. Abbiamo infatti dato un nostro piccolo contributo consegnando loro 160 kg di riso. Della campagna abbiamo riso per una cosa seria. Dai porti di Catania a Siracusa domani altre imbarcazioni siciliane salperanno per unirsi alla flotta umanitaria. E proprio di questo tema si occuperà Lorena Dolci nel consueto appuntamento con Sicilia 24 Focus, subito dopo il nostro telegiornale. Ospiti di Lorena Dolci, Alessandra Costante, segretaria nazionale della Federazione della Stampa, il sindaco di Siracusa Francesco Italia e Nino De Cristofaro di Catanesi Solidali. Ribadisco, l'appuntamento alle 14.30 su Telecolor, ma anche in streaming su siciliaweb.it. Andiamo a Gela, dove cresce l'emergenza droga, crack e cocaina. L'emergenza c'è, ma purtroppo i servizi per affrontare le dipendenze sono decisamente al collasso. Sentiamo Gerry Italia. È una città che fa i conti ogni giorno con crack e cocaina senza distinzione di quartiere né di classe sociale. Giovani appena maggiorenni, padri di famiglia, donne, le dipendenze toccano tutti. Il SERD, che dovrebbe essere il primo presidio di ascolto e cura, però oggi non regge più l'impatto. Mancano i medici, gli psicologi e gli operatori. Le liste d'attesa si allungano mentre le famiglie restano senza sostegno. A lanciare l'allarme è l'assessore ai servizi sociali del comune di Gela, Valeria Caci. Molti sono andati in pensione, i casi purtroppo aumentano vertiginosamente, c'è un'emergenza sociale da affrontare il prima possibile. Il settore servizi sociali si farà promotore proprio di quello che è un incontro con la dirigenza dell'ASP per vedere come affrontare questa emergenza e coinvolgere anche quelle che sono le forze dell'ordine, per avere un quadro generale dei numeri e delle dipendenze che purtroppo vi sono nella nostra città, che non è purtroppo solo quello del crack. Ma il fronte critico non si ferma qui. Ogni giorno i servizi sociali insieme al centro di salute mentale locale affrontano centinaia di casi di disabilità psichica e la città non ha un reparto di psichiatria ormai da anni, un vuoto che costringe i pazienti a continui spostamenti verso altre strutture. A Gela non abbiamo un servizio di psichiatria che funzioni, non esiste proprio in ospedale, pertanto questa è una delle esigenze che la città, che l'ASP deve affrontare e che la città non può dimenticare. Droga, disagio psichico e famiglie senza punti di riferimento. Alla città adesso servono risposte immediate. L'amministrazione chiama in causa l'ASP, adesso la comunità attende che dall'allarme si passi all'azione.
E c'è una notizia dalle agenzie, resta in carcere Abtom Hailu, di 37 anni, etiope, accusato di aver ferito mortalmente il 30 agosto scorso durante una lite per la gestione di un parcheggio un posteggiatore abusivo di 40 anni, Alessandro Indurre, nella zona centralissima del Corso Sicilia a Catania. Così ha disposto il GIP Stefano Montoneri, accogliendo le richieste dell'aggiunto Fabio Scavone e della sostituta Martina Nunziata Bonfiglio, emettendo così nei confronti dell'indagato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Intanto la procura ha assegnato gli incarichi per l'autopsia sul corpo della vittima. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, quali sono i nomi più diffusi nella città di Catania? Lo scopriamo in questa singolare classifica del servizio di Desire Ferlito. Oggi ci sono tutti i nomi che si spedettato, tutti questi qua Brigitte, Baddò, si chiamano come è. Oh, ma che c'è, Ievene, Joseph, questi nomi si pensano tutti, ci stiamo americanizzando troppo. E invece no, a Catania, a smentire la sensazione diffusa che i nomi classici siano in crisi, arriva la statistica dei nomi più usati, che comprende tutte le nuove registrazioni dal 1 gennaio al 18 agosto. Al primo posto, per i nuovi nati nel 2025, c'è Giuseppe. Giuseppe, hai vinto? Io personalmente no, la nuova generazione ha vinto, che molti si chiamano Giuseppe. Ti piace questo nome? Tantissimo, perché ho preso il nome di mio nonno. Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe mi piace. È un nome antico, un nome di una volta. Secondo me è meglio Giuseppe. In seconda posizione il nome più scelto è Francesco, seguito da Vittoria, Leonardo e Sofia. Dunque sembra vincere la tradizione. Le prime 10 posizioni sono infatti occupate da nomi classici e italiani. Resiste la tradizione del nome tramandato dai nonni paterni o materni, anche se possono essere svariati i motivi per cui si sceglie un nome. Per la festa di Sant'Alfio, siccome mio padre era divoto di Sant'Alfio, l'ultimo figlio, che sono il 13° io, mi ha messo Alfio. Christopher Consoli. Ma chi l'ha scelto? Mia mamma. Ha visto un film, le è piaciuto e me l'ha messo. Foto romanzo di notte. Mia mamma vedeva il nome, ognuno di noi ci mettiamo un nome diverso. Lei come si chiama? Iole. Impicchiate il nome Agata, scelto solo 4 volte per il 2025, superato da 5 Brian, tanto che l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha invitato i cittadini a utilizzare di più il nome della santa patrona. Strano, perché comunque ha anche un bel suono. Agata è bello, chiamato così, perché poi molti purtroppo li chiamano Tina, glielo storpiano, ma Agata è bellissimo. Amante Tour 2025, il tour di Marcella è arrivato nell'Agrigentino a Favara con grande successo. Sentiamo Davide Sardo. Serata di grande musica e forti emozioni in piazza Cavour a Favara. Protagonista Marcella Bella con il suo Diamante Tour 2025. Un viaggio tra melodie d'estate e ricordi intramontabili, con arrangiamenti fedeli agli originali ma capaci di regalare nuove atmosfere. Sul palco la cantante catanese è stata accompagnata da una band d'eccezione e da un corpo di ballo che ha reso ancora più suggestiva l'esibizione. In scaletta brani simbolo di una carriera luminosa, da Nessuno mai a Aria, fino a Montagne Verdi, senza dimenticare l'emozione non a voce scritta al fratello Gianni per Adriano Celentano. Proiezioni su Max Ledwall hanno ripercorso la sua vita artistica fondendo presente e passato. Applausi a scena aperta per Marcella Bella, la sua voce e le sue canzoni restano una colonna sonora senza tempo. C'è un'altra pausa e poi il calcio.
Passiamo al calcio, grande entusiasmo intorno al Catania che prepara la gara del Massimino contro il Monopoli. Sabato previsti 20.000 spettatori. Trapani impegnato a Potenza contro il Sorrento, Siracusa a Cerignola. Sergio Colosi. La carica dei 20.000, sabato sera al Massimino contro il Monopoli, il Catania potrà contare su una maggiore spinta emotiva dei tifosi. I numeri della prevendita lasciano intuire che ci sarà un incremento rispetto ai 17.500 della gara con il Foggia. Curva nord esaurita, bassa disponibilità nella sud e in tribuna A, media negli altri settori. Non si esclude il pienone, ma in ogni caso il Massimino offrirà un bel colpo d'occhio. In città tra i tifosi c'è grande entusiasmo per le 2 vittorie con Foggia e Cavese, per la classifica, ma soprattutto per i margini di crescita di un Catania che ancora ha tante frecce al proprio arco, a cominciare da Caturano e da Ausilio, dal capitano Di Tacchio e da una panchina lunga che può fare la differenza. Allenamento mattutino per i rossazzurri. Sabato ancora assente Guaini che sconterà la terza di 4 giornate di squalifica. Proseguono la fase di recupero Di Tacchio con gli interni di centrocampo Aloi e Corbari chiamati agli straordinari e l'attaccante Rolfini in un reparto dove però c'è abbondanza. Monopoli 4 punti in classifica, ma non in più quella formazione che ha chiuso la scorsa stagione al terzo posto. Impegno sul neutro di Potenza sabato pomeriggio per il Trapani contro il Sorrento, dimezzata la penalizzazione da 8 a 4 punti. I Granata cercano un'altra vittoria per proseguire la rimonta e avvicinarsi alla parte bassa della classifica. Il Siracusa accoglie gli ultimi 3 acquisti e prepara un trittico di gare impegnativo. Domenica a Cerignola e poi Benevento in casa e viaggio a Crotone. Era il nostro ultimo servizio, questa edizione finisce qui, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19, vi lascio con Lorena Dolci e il consueto appuntamento con Sicilia 24 Focus. A tutti un buon pomeriggio.